Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima. Vita Breed subito al comando, all'esterno di tutti è velocissimo Zico che cerca di andare a chiedere strada, ci riesce, passa a condurre. Subito sulle sue tracce è Topola Oppi che precede Victory Power, poi ancora Zig Zag B. I primi 200 metri in 15,9 con Zico in vantaggio e Topola Oppi che attacca all'esterno. Prova a farsi posto, che in seconda posizione però non c'è, perché lì c'è Vita Breed, prova a ritrarsi terza allora Topola e riesce a scendere allo steccato avanti a Victory Power, così di fuori allo scoperto rimane Quincy Frontline, che si trascina Beren. 32 per il primo quarto di gara, con una frazione veloce davanti alle tribune. Si formano le pariglie, Topola Oppi alla fine decide di rimanere all'esterno, di non andarsi a imbucare terzo allo steccato. E così si viaggia per coppie con in evidenza Zico, poi nella sua scia Vita Breed, mentre muove in mezzo alla pista Beren che aggira Topola Oppi, va a portarsi a diretto contatto del battistrada. Intanto con una frazione in 31,3 gli 800 se ne sono andati in 1,1,5 il primo chilometro in 1,16,9. Zico in vantaggio, Beren al suo esterno, Vita Breed alla corda, Topola Oppi che in seconda pariglia, va in mezzo alla pista Amore Stecca che prova a risalire, 14,5 anche davanti alle tribune, però si viaggia svelti con Zico sempre in evidenza, Beren al suo esterno, sbaglia Numero Victory 2, Power. Victory Power, Topola Oppi squalificato. che sempre lì in seconda pariglia, Amore Stecca in terza ruota costante, poi ancora Quincy Frontline, la piegata di destra in 15,1 ed è sempre in evidenza Zico attaccato al largo da Beren, poi Vita Breed e Topola Oppi, 14,3 di là, 2 minuti 8 decimi il miglio di Zico che ha sempre una lunghezza da gestire nei confronti di Beren e di Topola Oppi, poi ancora Vita Breed e Quincy Frontline, gli altri più indietro a 200 metri dalla conclusione, la piegata conclusiva passata in 15,2 da Zico che cerca di scrollarsi di dosso Beren e sembra riuscirci. Zico che si distende verso il traguardo con Filippo Gallo che vince al secondo posto. Topola Oppi e Beren finiscono perfettamente apparigliate. 29,4 l'arrivo, 1,15,6 2000 metri la vittoria di Zico. Filippo Gallo per il training di Andrea Vitagliano, la scuderia El Ra alla proprietà del 7 anni The Linde Reserve che nel finale lo riapprezziamo vincere comodamente con Filippo Gallo che la vince andando al comando, mentre per il secondo posto Beren e Topola Oppi finiscono perfettamente in linea con forse una leggera preferenza per quella allo steccato, ma la foto è stretta, bisogna andare dal giudice, quel che è sicuro è il successo di Zico con Filippo Gallo.